Ti avevo detto di preparare una già cosa. pronta, è già pronta, guarda. Anche perché c'è un motivo per cui ti ho detto questo, perché sono le 11:37. Sì. Adesso molte persone, soprattutto le donne, magari sono a casa, sono in un orario in cui stanno decidendo che cosa hanno a cucinare chiottato, perché ancora alle 11:35 tra un po' usciranno. Qualcuno ancora è col pigiama, chi lo de flanella, chi lo che fa i pallini, chi lo che poi un ranocchio dopo 14 volte che l'ha lavato ti arriva a centro di coscia, no? Che il ginocchio poi si fa a wozza, Sì, no? esatto, E sale è chiara, fino al è centro chiara, della sì. coscia, capito? E giustamente ancora la signora furria casa casa che i tappini che non sa che cosa fare, magari ha bisogno di un risveglio muscolare, ma la cosa più bella è che magari a quest'ora nella replica, che sono già le 9:20 circa, c'è quella che è in palestra e che magari ha le cuffiette, che magari ascolta alla catalla e che magari avrebbe bisogno di questa canzone per fare un po' di step. Siete pronti? Si parte, mi raccomando. Ok. Siete pronti? Ok. La Pisolo Dance di Alla Catalla. Ovviamente condotta da Potete farla anche voi se volete, Gesualdo Varaghi, direttamente da Radio Varaghi. Ok. Ok, siete pronte? Ok, Cettina, hai preso il tuo pisolo? Ok. Tutti a tempo, mi raccomando, eh? Yeah, 1 and 2, yeah, 1, 2, 3 and 4, 4, forza Cettina, tempo, ti prego, se no mi mandi fuori tempo a tutte le altre. Loredana, Patrizia, Rosabba, Michela, Daniela, ok, Liliana. Siete pronte? Il primo movimento è molto semplice, e sali in de pissolo e scendi de pissolo, inghiassali, inghiascendi e sali e scendi, e sali in de pissolo e scendi de pissolo, inghiassali, inghiascendi e sali, inghiascendi. Ok. Ora fatelo da solo, che? Vai Cettina, guida tu. E adesso ricordate il secondo movimento, quello dell'anginaglia, che serve per fare diventare belli tonici tutti i muscoli dell'anginaglia e della zona, diciamo, ok? Siete pronti? Vi assicuro che potete spaccare muloniciauro con le cosce. Ok, pronte? È un movimento molto semplice, e apri e chiudi, ok? Ok. E 1 and 2, e 1 and 2, e apri l'anginaglia e chiudi l'anginaglia, inghia apri, inghia chiudi, e apri e chiudi, e apri l'anginaglia e chiudi l'anginaglia, inghia apri, inghia chiudi, e apri e chiudi. Cettina, e allora ci siamo capiti, cioè, devi andare a tempo, senti, è molto semplice, segui il ritmo, dai, segui il ritmo, io ti imbaio con il ritmo, e com'è? Ok, adesso l'ultimo movimento, quello più bello, il salto dell'arunchio. Ovviamente per saltare bisogna caricare, quindi abbiamo numero 2 movimenti. Prima mi arrunchio e poi l'arrunchio. Ok? E 1 and 2, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai Cettina! Mi arrunchio, l'arrunchio, mi arrunchio, l'arrunchio, mi arrunchio, l'arrunchio, mi arrunchio, l'arrunchio. Ok, ora tutte insieme, vai! E sali in de pissolo e scendi de pissolo, inghiassali, inghiascendi e sali e scendi, e apri l'anginaglia e chiudi l'anginaglia, mi arrunchio, l'arrunchio, mi arrunchio, l'arrunchio. Scicchimi tutta! Ok, la lezione finisce qua, alla prossima con il vostro Gesualdo Varaghi e con la lezione di step. Oh, mi raccomando Cettina, allenati nel passo dell'arunchio, lo senti? Andiamo in pubblicità.